chiamo Daniele e sono stato assunto da un'importante azienda di telecomunicazioni perché sono molto bravo a usare il computer e non perché sono una persona sorda. Poco dopo il mio arrivo, l'azienda è stata rilevata da una società straniera e questo ha comportato dei cambiamenti sostanziali anche nell'organizzazione del mio lavoro. Pur essendo impiegato in compiti operativi e non in attività dove si adoperasse il telefono, mi sono sentito dire inspiegabilmente che avrei dovuto essere inserito in un gruppo particolare, che a tutti gli effetti appariva come un gruppo speciale. Tutto questo succedeva in un'epoca dove paradossalmente esistevano tutti gli strumenti necessari per trasformare una telefonata in testo. La nostra azienda ha pensato quindi di costituire dei gruppi composti da tutti i lavoratori con disabilità o le donne incinte che per la normativa e il contratto in essere potevano usufruire di orari più agevoli, di pause e di ritmi diversi. All'inizio noi cosiddetti lavoratori speciali non abbiamo capito il rischio di questa operazione, pure perché c'era stata posta come un'attività voluta a tutelarci meglio, perché ad esempio potevamo non fare orari notturni o usufruire di tutti i permessi derivanti dalla legge 104 e molto altro. Però ho pensato, ma perché se siamo più tutelati non abbiamo possibilità di fare carriera? Oppure perché veniamo pagati meno degli altri? Con i premi di risultato, che sono commisurati in base alle presenze sul lavoro, i primi a essere penalizzati sono le persone e i lavoratori che usufruiscono di determinati istituti. Volevano insomma farci capire ed accettare come un fatto ovvio che un lavoratore con disabilità o una lavoratrice incinta fossero meno produttivi e quindi meno interessanti dal punto di vista degli incentivi. Il discorso sottointeso era più o meno: questi lavoratori li mettiamo da una parte perché fanno lo stesso orario, mentre i lavoratori che producono di più e fanno orari notturni senza darci troppi problemi devono essere incentivati. Io conosco molto bene i miei diritti e le mie potenzialità e per questo vorrei essere giudicato per il mio lavoro e per il contributo che porto all'azienda. Io penso di avere tutte le caratteristiche per essere uguale agli altri e anche se non utilizzo il telefono non penso che sia una limitazione, pure perché la nostra azienda al centro delle sue attività ha l'utilizzo di strumenti alternativi di comunicazione. Quindi ho pensato di sottolineare il fatto di non essere giudicato con il metro della sordità, ma se ero più o meno bravo a fare il mio lavoro. Pertanto penso di aver subito una discriminazione, anche se mai resa palese. A complicare ulteriormente la situazione c'è stata la cessione del mio reparto, dove ero impiegato, ad un'altra azienda. In poche parole, siamo stati oggetto di quella che viene definita cessione di ramo d'azienda, un'operazione molto sofferta perché ti stacca dall'azienda madre e crea dei problemi profondi, come ad esempio il venir meno della solidarietà tra colleghi. Io sono convinto che in una grande azienda più lavoratori ci sono, più si può creare solidarietà tra di loro, mentre invece se ci sono degli spezzettamenti, questo porta ognuno a pensare ai propri interessi personali. Oggigiorno nel mio reparto siamo tutte persone con disabilità o con problemi particolari. Nel corso del tempo si sono aggiunte anche persone senza disabilità e questo dà un po' la sensazione di essere inserito in una di quelle vecchie classi speciali dove tutti gli alunni sono disabili e ogni tanto arriva un ragazzo nuovo senza disabilità. Io sono convinto che oggigiorno le nostre potenzialità non sono valorizzate e torno spesso a chiedermi: è un problema mio che sono sordo o è un problema dell'inadeguatezza del mondo del lavoro? Sono convinto che sia un problema del mondo del lavoro e penso che il contrasto alla discriminazione possa migliorare in assoluto
la politica aziendale. Infatti, in una fase storica dove si parla della necessità di innovare, io penso che l'innovazione debba passare anche dall'investimento sulle persone con disabilità e sulle tecnologie utili a farne emergere le potenzialità. Non bisogna dimenticare che una cosa pensata per una persona con disabilità può essere di beneficio a tutti.